Senti, mi senti? La Lazio per blindare playoff, lo Casa Falconara per difendere il primato. Amici del futsal, buonasera e benvenuti al Palatorrino. Un saluto da Matteo Bonacorsi. Va in scena l'anticipo della 22esima giornata di Serie A femminile. È Lazio o Casa Falconara, con la Lazio che non vince da 2 partite, anche se ha perso il 28 di febbraio la prima gara in casa contro l'Academy Pescara, la sua prima sconfitta qui al Palatorrino, mentre invece lo Casa Falconara che viene da 8 successi consecutivi ed è anche la miglior difesa di tutto il campionato. Diamo i convocati per quanto riguarda la Lazio di Daniele Chilelli: Pepe e Farinelli, 2 portieri; Pantano, Colucci, Conticelli, Siglari, Barca, Serapiglia, Raponi, Caiello, Moro e Vadalà. Per quanto riguarda invece le convocate di Giulia Domenichetti: Sestari e Bordacchini, 2 portieri; Praticò, Gregori, Ballardin, Pirro, Elpidio, Cortés, Isa Pereira, Gaspari, Ferrara e Pesaresi. Arbitreranno l'incontro Rosario Angelo Faiela di Castellammare di Stabia, mentre invece il secondo sarà Francesco Sgueglia di Finale Emilia. Il cronometrista invece è Ivo Colangeli di Aprilia. La Lazio che come sempre si raduna. Sentite adesso il grido di battaglia delle laziali di Chilelli, mentre invece il Falconara che si è già disposto nel rettangolo di gioco. La Lazio ha perso l'ultima partita in trasferta contro la CMB per 5-3, mentre invece il Falconara ha vinto il big match per 2-1, quindi di misura, contro il Bitonto in casa. Tutto pronto qui al Palatorrino. Pepe, Barca, Conticelli, Colucci e Siglari, il quintetto schierato dal primo minuto per Daniele Chilelli. C'è invece il Pidio, Isa Pereira, Cortés, Sestari e Ballardin. Inizieranno questo 22esimo turno di Serie A. Gli ultimi dettagli da parte del direttore di gara e anche del cronometrista. Lo Casa che ha sempre segnato in queste 21 partite, soltanto per 5 volte non ha subito gol. La Lazio appunto che non vince nell'occasione l'8-4 contro l'Atletico Foligno. È iniziata Lazio o Casa Falconara con gli ospiti che girano il primo pallone di questa sera. Cortés in avanti per Isa Pereira. Isa Pereira clamorosamente alto, deposita Ballardin. Vediamo se c'è stata la deviazione di Barca. Sì, c'è stata, e come, quindi subito calcio d'angolo per lo Casa Falconara.
sarà Cortés a battere l'out dopo 14 secondi. Cortés all'indietro, poi messa fuori da Siglari 2 volte. Occhio alla ripartenza della Lazio con Colucci che prova a difendere il pallone e ci riesce. Poi Siglari si perde la sfera durante la corsa, che non è mai un dettaglio. Rimessa per il Falconara, Isa Pereira, Cortés, Elpidio, ancora la numero 14. Ha iniziato subito aggressiva il Falconara con Balardin che ha mancato il tap-in a un paio di centimetri. Provvidenziale l'intervento del capitano di Chilelli. Ancora con calma mette il pallone all'esterno del rettangolo di gioco. Conticelli, scodella in avanti per Colucci. L'astuzia Isa Pereira fa oscillare il pallone tra le braccia di Sestari. Riparte il Falconara con Balardin, neutralizzata da Barca che voleva la rimessa laterale. Francesco Sgueglia ha negato. Isa Pereira, Cortés, Balardin, giro palla del Falconara. Si alterna Elpidio con Balardin a fare da pivot. Isa Pereira, punta Colucci, si trascina il pallone fuori. Non convocate per questo turno Iochisalo, Vanessa Pereira, Pasqual. Tanti assenti in casa biancoceleste. Siglari, lei c'è sempre, scodella il pallone in avanti, non trova Colucci, trova soltanto la zuccata di Isa Pereira. Conticelli suola e ricomincia da Siglari. 16 gol in campionato, a -1 alla sua collega Vanessa Pereira. Qui ha tentato Cecilia Barca, calciato di seconda, controllo e poi al volo di collo alto. Riparte il Falconara con Isa Pereira, Elpidio, ne bassa Cortés, il pallone è sempre per la 16, ovvero Isa Pereira. Eccola Cortés, rientra nella zona di traffico, poi perde il pallone il Falconara sul buon pressing di Conticelli e Colucci. Eccola qui Conticelli, un gol segnato in campionato nel 3-3 contro il Bitonto. Colucci, è solo ancora Conticelli, si preferisce andare da Siglari. Colucci, 2 tocchi in avanti, non riesce a dare il pallone a Cecilia Barca che dopo non averlo preso torna in difesa. Isa Pereira viene incontro Balardin, eccola la numero 7. Isa Pereira si va a posizionare sul secondo palo. Palleggia ancora il Falconara con Cortés e Balardin. Chilelli vorrebbe un pressing più asfissiante. Qui il pallone che non arriva a Isa Pereira. Ottima la retroguardia come sempre di Cecilia Barca. Già 2 interventi eccellenti del capitano biancoceleste. Cortés su rimessa all'indietro da Elpidio. Conticelli scherma bene. Alta rimessa per il Falconara con Elpidio. Eccola la numero 11. Poi Cortés, Isa Pereira, stop e calcia. Pepe la mette in fallo laterale. 2 minuti e 40 che se ne sono andati. 0-0 tra Lazio e Falconara. Stesso risultato anche per il conteggio dei falli. Qui il pallone per Balardin, addosso a Siglari, poi l'ultimo tocco è della numero 7, brava qui Valentina Siglari a prendersi la rimessa. Ancora nessun cambio né da parte di Chilelli né da parte di Giulia Domenichetti. Barca, c'è Isa Pereira a far coppia con Colucci che ora si defila un po'. Eccolo il pallone per Colucci, troppo alto e irraggiungibile per la numero 3 da parte della 5, ovvero Valentina Siglari. Pallone che si spegne oltre il rettangolo di gioco. La Lazio che affronterà al prossimo turno la kick-off. Invece il Falconara giocherà in casa una partita abbastanza abbordabile contro l'Atletico Foligno. Balardin, Elpidio, duella con Conticelli che non la fa passare. Brava ancora la 2005. Elpidio, Isa Pereira. Elpidio muove il pallone molto velocemente e poi Barca a chiudere Balardin. Ancora possesso Falconara.
con Isa Pereira, vorrebbe far uscire la Lazio, intanto si è compattata tutta lì dietro. Ora Conticelli a fare difensore centrale con Barca che si defila qui al lato destro. Palleggia ancora il Falconara, prova a chiudere l'1-2, qui Colucci trattiene la maglia, poi gesto di fair play della numero 3. Isa Pereira era sfuggita, Carola Colucci, calcio di punizione per il Falconara. Gioca corto verso Isa Pereira, poi Elpidio, ancora Isa Pereira, Ballardina, un po' di spazio, ora va a contenerla ancora una volta Barca che non riesce a portarsi a casa la rimessa. Allora ancora Ballardin, si butta dentro Cortés, il pallone è fuori per Isa Pereira, di prima per Cortés, ancora c'è Siglari, non gli lascia un attimo di respiro, Isa Pereira calcia fuori di pochissimo. Poco più di 4 minuti se ne sono andati di questo Lazio Ocasa Falconara. 2 chance per gli ospiti, qui il pallone in avanti, Colucci prova a lottare, usa la Cortés, poi Colucci si riprende il pallone, qui viene fischiato fallo. Mi sembra sia stato fischiato il contatto di Barca e non quello di Colucci. Fatto sta che sarà possesso Falconara. Deve far questo Carola Colucci, usare il suo fisico contro ovviamente un cliente non del tutto facile come Isa Pereira, che ora esce benissimo. Elpidio, Cortés, ancora Isa Pereira e ancora Cortés. Ballardina chiamata in causa, male però, poi qui sbaglia Colucci e allora Elpidio vorrebbe scatenare il destro e lo fa. Pepe non si fida della presa, allora concede il secondo corner di questa sera, entrambi battuti dal Falconara. Elpidio, tutti dentro tranne Praticò che appena entrata qui il pallone filtra, brava Pepe, attenta a togliere la minaccia. È entrata nel frattempo Praticò al posto di Ballardin, è entrata anche Ferrara, qui il destro proprio della numero 5, ovvero Praticò. Vediamo se c'è stata deviazione. Sì, è stata deviazione. Michilelli dice che il pallone è il suo, invece no, ancora corner del Falconara. Palla all'indietro, pallaccia, occhio perché c'è Siglari. Colucci non riesce a stoppare il pallone, forse Siglari poteva affondare da sola. Un po' una scelta sbagliata qui della numero 5, non una scelta da Valentina Siglari a mio avviso. Colucci però ovviamente anche lei poteva fare nettamente meglio. Riparte il Falconara dopo aver vissuto il brivido della Lazio. Praticò in avanti, non trovano Ferrara. Conticelli qui non si fida di darla alle sue compagne, concede il quarto angolo del Falconara. Il pallone per Elpidio che va al volo, palla altissima. Altra conclusione delle ragazze di Domenichetti. Barca, Conticelli, Siglari, Barca, ottimo stop orientato, ma qui sbaglia Elpidio, non trova Praticò, palla che si spegne sul fondo. Lazio Falconara è solo l'anticipo di questa 22esima giornata. Sabato alle ore 19 ci sarà Cagliari VIP, tutte le altre domenica alle 16 Verona, Pescara e Molfetta Royal Lamezia, alle 16:30 Foligno CMB, alle ore 18 Bitonto Kickoff. Riposa in questo turno il Tiki Taka, in quel Pescara che andrà a far visita all'Audace Verona. Pescara a -2 dal Falconara. Qui ancora bravissima Barca a chiudere su Isa Pereira, rimessa per gli ospiti. Isa Pereira sul secondo palo non trova nessuno, trova ancora l'opposizione di Barca. Conticelli sterza e poi non trova Pantano. Impeccabile fin qui Cecilia Barca, questi primi 6:10 di gioco. Falconara a fare la partita, o almeno a fare più possesso alla Lazio, però quando riparte
mette cattivi pensieri a Sestari. Isa Pereira trova bene tra le linee Ferrara, poi sbaglia il tocco verso Praticò, regala la rimessa alla Lazio. Barca, Conticelli, viene corta a Siclari, c'è Pantano a fare il pivot, qui Barca sbaglia, il primo errore di questo primo tempo, un errore perdonabile. Rimessa per il Falconara, con calma Isa Pereira, qui dialogo aperto tra Ferrara e Praticò, il pallone era destinato alla numero 5, sbaglia però Isa Pereira, anche per lei secondo me è il primo errore di questa sera. Prima Barca e poi Isa Pereira, Pepe con le mani non trova Pantano, trova ancora Isa Pereira, poi Ferrara si schianta addosso a Conticelli, rimessa ancora per l'Ocasa Falconara. Balardin, Praticò, alza il pressing Siclari, possesso ancora degli ospiti con Isa Pereira, lascia per Praticò, in avanti per Balardin, Siclari come ha fatto a stare lì? Barca, riparte la Lazio, vuole fare tutto da sola, neutralizzata da Isa Pereira, occhio perché la Lazio è un po' scoperta, qui Barca ci mette il gambone e recupera un ottimo pallone. Che duello tra Isa Pereira e Barca, qui Pepe subito in avanti, la zampata di Ballardin su Siclari, esce Conticelli, anzi no, esce Barca, qui fischiato, solo richiamo verbale per Daniele Chilelli. Alla fine della fiera è uscita Cecilia Barca, tornata in campo Carola Colucci. Pantano di prima non trova Siclari, occhio perché può ripartire il Falconara con Ferrara che supera Colucci, non Conticelli. Rimessa comunque per l'Ocasa Falconara, con calma si sistema Balardin, c'è sul secondo palo Praticò, il pallone è per la 21, Pantano chiude bene, poi Colucci tentenna un po' a Siclari di prima, l'ultimo tocco alla fine di Ferrara, rimessa per la Lazio. 9 gol per Carola Colucci, ha vissuto tra dicembre e gennaio un vero periodo d'oro. Qui sbaglia Conticelli, allora il Falconara con Isa Pereira, Elpidio, Isa Pereira, Balardin, Suola e si va ancora dalla numero 16. Balardin, Isa Pereira, si defila Praticò, eccolo il pallone per la numero 5, poi Isa Pereira chiude il triangolo, duello tra 5 e lo vince Siclari, ora può ripartire, sterza sulla destra ma sbaglia, riparte il Falconara, provvidenziale la chiusura di Valentina Siclari, che ora chiama Barca, un po' lenta qui la numero 6, voleva il cambio Siclari, Cortés si allunga troppo il pallone, Siclari vorrebbe uscire e adesso l'accontenta Chilelli, rientra dunque Cecilia Barca e riparte anche la Lazio con Conticelli, Pantano, Conticelli di prima per Colucci, ancora una palla troppo vicina a Sestari, riparte il Falconara, Elpidio, Suola e Isa Pereira, la va a placcare Pantano, ancora Pereira, qui ha un po' di spazio, Balardin mette dentro, Pepe con le mani la tiene lì, veloce dice Daniele Chilelli, pallone infatti è per Barca, Conticelli di prima sulle gambe di Cortés, rimessa Lazio. Colucci ancora a far coppia con Isa Pereira lì davanti, eccolo il pallone di Barca, ancora un'imprecisione della difesa della Lazio. 10:58 sul tabellone luminoso, 0-0 ancora tra Lazio e Ocasa Falconara, partita molto tattica. Balardin fa filtrare il pallone su Barca, poi Colucci, Isa Pereira lo ha strappato in un primo momento, poi fortuna per la numero 3 di Chilelli, non è riuscita a concretizzare. Ora Isa Pereira
a fare il pivot. Balardin rientra. Cortés sbaglia, regala il pallone a Colucci. Occhio perché c'è Carola Colucci. Dall'altra parte anche Conticelli. Difende Colucci, poi prova a superare il terzo ostacolo. Esagera, occhio perché riparte il Falconara. Dall'altra parte con Elpidio, destro che termina sul fondo. Time out, il primo di questa sera, chiamato da Daniele Chilelli. Il Falconara sta facendo la partita, ma la Lazio comunque ha provato a ripartire 3 volte anche bene. È sempre mancato però l'ultimo tocco. Mi viene in mente quella di un paio minuti fa, il tocco di Valentina Siclari su Colucci. Poteva portarsela un po' più in là. La numero 5, che in questo campionato ha colpito per ben 16 volte. Dall'altra parte c'è Elpidio con 20. Subito dopo Ferrara con 13, poi Isa Pereira e Praticò con 12. Primo fischio da parte del cronometrista. Ultimi dettagli, vediamo un po' chi sta guardando Daniele Chilelli. Sembra di avercela con Colucci, ma guarda anche Conticelli. È arrivato intanto il secondo fischio, le squadre allora dovranno rientrare in campo. Ne approfitta anche Giulia Domenichetti per dare le ultime indicazioni a Elpidio. Barca, Siclari, Colucci e Badalà. Quindi fa il suo primo ingresso questa sera Badalà. Locasa Falconara invece che ricomincia da dove si era fermata. Qui Colucci con il fisico, poi alla fine Isa Pereira, Balardin, Elpidio muove il pallone con il mancino, poi con il destro non trova Isa Pereira, ancora enorme Cecilia Barca. Rimessa comunque per Locasa Falconara con Cortés, ne basta Elpidio, suola di Cortés, 2 tocchi, 3 tocchi, 4 tocchi, alla fine porta il pallone dalla zona di Isa Pereira. Elpidio lì davanti Colucci a togliergli il campo visivo. Isa Pereira, Balardin alza il pressing, Barca, Isa Pereira qui sbaglia il Falconara, sbaglia anche Barca. Altra imprecisione il capitano della Lazio, molto bene lì in difesa. Potrebbe però fare qualcosina di più perché la conosciamo le sue doti tecniche e tattiche. Ha deliziato con molte giocate in questi anni alla Lazio. Rimessa per il Falconara. Nessuno prova a prendere il pallone, ora ci pensa Elpidio. Che lascia la sfera a Cortés. Si muove Balardin, eccolo il pallone per lei. Poi Elpidio fuori ancora. A tentare Elpidio da quella posizione. 2 conclusioni, entrambe terminate di poco fuori. Allora Pepe che rimette in gioco la sfera. Pantano, Barca, Badalà. Suo primo pallone. Prova a scodellarlo in avanti. Non trova però Colucci. Sestari, Isa Pereira, Elpidio gioca a muro, poi palla lunga per la numero 16, troppo lunga. Pepe subito in avanti per Colucci, ma di testa ma non riesce a concretizzare. Allora Cortés, Elpidio e poi alla fine Isa Pereira. C'è Cortés qui completamente sola, Praticò per Elpidio, Colucci a ringhiare. Elpidio, Isa Pereira, occhio perché ha un po' di spazio alla 16. Poi Cortés, Isa Pereira a terra, tutto regolare, si è fatta male anche Valentina Siclari. Allora, interruzione, quando mancano 8:34 al termine del primo tempo. Lazio 0, Locasa Falconara 0. Si riprenderà con una comoda rimessa dal fondo per Marianna Pepe. Grandissimo campionato fin qui. L'estremo difensore di Chilelli, qui Colucci, Badalà, Siclari, stop, poi non riesce a calciare, bravo Isa Pereira a negarglielo. Allora riparte Elpidio, Isa Pereira, stop con il mancino, passaggio con il destro, Praticò, la chiude ancora Barca, veramente
impeccabile in questi primi 12. Cecilia Barca. Andrà Cortés, battere la rimessa. C'è dietro il Pidio. Cross dentro, Pepe. Poi in avanti, fuori misura per Carola Colucci. Cortés ancora a battere. El Pidio. Nuovamente giro del pallone dalla zona difensiva per il Falconara. Sbaglia però il capitano Ferrara. Rimessa per la Lazio. Lazio e Falconara che si incontreranno anche in Coppa Italia il 3 aprile alle ore 18 alla Mola di Bari. Dunque sarà il terzo incontro stagionale tra le due. Finita 2-1 nel girone di andata. Ferrara il Pidio a segno. In quanto riguarda la Lazio, Iochisalo. Qui prova ad andare. Praticò con la punta. Pallone che è terminato di poco fuori. Non ha pizzicato il palo, ma veramente vicinissima a sbloccare il match. È entrata Serapiglia per Achillelli. Qui il pallone è per Pantano che lo addomestica bene, poi lo fa carambolare addosso a Ferrara. Rimessa per la Lazio che comunque guadagna metri. Serapiglia. Pantano sbaglia Siclari, poi Barca va a riprendersi il pallone. Siclari non si mette in moto la numero 5, arpionata dall'altra numero 5, ovvero Praticò. Rientra in campo Ballardin al posto di Elpidio. Cortés. Ballardin, stop orientato. Siclari ancora a chiudere. Altra chance però per il Falconara con Ferrara che va col mancino sulle gambe di Pantano. Vorrebbe la sua squadra più su Daniele Chilelli. Ballardin ora prova a uscire Serapiglia. Cortés in avanti per Praticò. Ancora Cortés. Ballardin ha un po' di spazio e calcia Pepe. E poi Pantano a liberare. Trova Siclari che lotta su questo pallone. Qui una spinta di troppo che non è stata condannata. E allora Praticò, Ferrara, Ballardin, cross dentro, Barca. Posizionata benissimo. Ma qui qualche parolina di troppo di Daniele Chilelli nei confronti dei direttori di gara. Il Siclari comunque aveva preso benissimo il tempo all'avversario, poi con astuzia è andata Ballardin. Qui intanto giallo per Daniele Chilelli. Riparte il gioco, riparte il Falconara con Cortés. Isa Pereira, contromovimento, ecco la servita e premiata. Non può fare molto da lì però, quindi decide di ricominciare. Qui sbaglia ancora Isa Pereira. Attenzione perché c'è Pantano. Siclari attacca a 3 la Lazio, c'è Serapiglia dall'altra parte. Sbaglia Siclari sullo tocco per Pantano. Allora Falconara con calma, 6:10 al termine. Cortés sbaglia qui, poi prova ad aggredirla Pantano. Vediamo chi gode, lo casa Falconara. L'ultimo tocco è della numero 2 della Lazio. Esce Siclari, rientra in campo Conticelli. Elpidio, Suola, cross in mezzo, Pepe, 2 volte Pepe, poi Barca qui, poi Pepe con la faccia. La conclusione fortissima di Elpidio. C'era comunque fallo su Cecilia Barca. Che comunque aveva preso anche questa. Calcio di punizione per i biancocelesti. Barca, Conticelli. Barca di prima a cercare Pantano, prova a proteggere il pallone, poi non può nulla sul raddoppio firmato Ferrara. Isa Pereira, Elpidio. Non trova spazio qui Conticelli, rischia Elpidio, alla fine prova ad andare via e ci riesce la numero 11. Ballardin non chiude il triangolo, cerca l'altro lato, Isa Pereira, Pepe con il piede. Isa Pereira, Ferrara, ancora Isa Pereira, Elpidio
a schermare Conticelli. Bravissima ancora la numero 4, altra a fondo dell'Ocasa Falconara, e anche quinto corner per gli ospiti. Elpidio all'indietro, Isa Pereira, Balardin ancora all'indietro dalla 16, controllo straordinario di Ferrara che prova a puntare, Barca alla fine riesce a concludere con il mancino, supera Barca, non Pepe, che ora ricomincia verso Conticelli in avanti, sbaglia il tocco per Pantano, Balardin, Elpidio sterza, rientra dall'altra parte, chiusa da Pantano e Conticelli, ancora Elpidio, Ferrara aggressiva qui la Falconara con questo destro ribattuto di Serapiglia che si prende anche gli applausi di tutto il Palatorrino. Corner per il Falconara con Ferrara, Pepe e poi Conticelli a liberare. Sta alzando notevolmente il baricentro l'Ocasa Falconara, e allora Daniele Chilelli lo sa e rimette in campo Valentina Siglari al posto di un'ottima Serapiglia. Elpidio, Isa Pereira ancora a condurre con la suola, poi piatto verso Elpidio, Isa Pereira, Balardin, Isa Pereira in avanti per Ferrara, Conticelli non la lascia respirare, si prende anche il pallone, prova a costruire, lancia in avanti per Siglari, ottimo lo stop e poi Pantano ha segnato la Lazio con Pantano, è 1-0. Quarto gol in campionato per Pantano, e anche time out chiamato da Giulia Domenichetti. Azione bellissima della Lazio, veramente bellissima. Conticelli prima è andato a strappare il pallone all'avversario, poi ha costruito verso Siglari, stop orientato verso il centro del campo, poi con la punta precisissima Pantano a 4:14 al termine del primo tempo. La Lazio è avanti. Manca un qualcosa lì al Falconara perché comunque tiene tanto il pallone, costruisce anche, poi affondato qualche volta e tutte sono state neutralizzate da Barca prima e poi Pepe. Forse manca più movimento da parte del pivot, forse Elpidio e Isa Pereira dovrebbero giocare un pochino più avanzate. Soddisfatto comunque Daniele Chilelli per quanto riguarda sponda Lazio. L'azione è stata veramente bellissima, più del 50% secondo me meriti per Sara Conticelli. Brava anche Siglari, poi Pantano anche ha fatto un gol neanche a distanza ravvicinata, c'erano un paio di metri, quasi al limite. Qui prova ad andare Isa Pereira, Barca, ma c'è fallo segnalato dal direttore di gara che è nella parte opposta di gioco. Segnalato dunque Rosario Angelo Faiella e non Francesco Sgueglia. Qui punizione per il Falconara. Quarto gol per Pantano, piano piano ha scalato le gerarchie. Qui prova Isa Pereira, ancora Pepe, destro lento ma preciso quello di Isa Pereira, ancora prontissima e attenta Marianna Pepe. Corner per il Falconara, ancora Pepe, stavolta sarà rimessa e non calcio d'angolo, infatti il direttore di gara lo segna. Elpidio viene incontro, lo scarico, poi sbaglia qui il Falconara. Precisione qui di Cortés, 8 gol in campionato per la numero 14. Chiama lo schema Barca, Conticelli con calma, 3:53 al termine, scambiano le due, Siglari profonda, pallone pre-basso, riparte allora il Falconara con Isa Pereira, Pepe, ancora, cercato il primo palo Isa Pereira, non il diagonale vincente. Ottavo corner del Falconara, qui Elpidio, velo della numero 11, indovinato un po' chi l'ha presa. Cecilia Barca,
Nono corner per gli ospiti. Elpidio 1-2, cross in mezzo, non attacca nessuno il secondo palo, allora la Lazio che può respirare. Tanto sacrificio delle ragazze di Chilelli, stanno giocando anche tutte benissimo. Qui Colucci, bravissima di prima per Conticelli che sterza, e poi Isa Pereira va a prendergli il pallone, è 2 contro 2. Isa Pereira, arriva anche Ballardin, pareggia la squadra di Domenichetti, è 1-1. A 3:20 dal termine, pareggiato Ballardin, trovato anche il suo 8º gol in campionato, dunque raggiunta la sua collega Cortés. Lazio che comunque non deve scomporsi perché i varchi si aprono, e come lì nella difesa degli ospiti. Qui altra imprecisione del Falconara. Siclari, una punta in avanti, non trova Colucci. Ancora ottimo il lavoro sporco di Isa Pereira nei danni del più avversario. Cortés, la suola per Isa Pereira. Ferrara, Praticò, ancora il capitano in avanti per Isa Pereira, arpionata da Conticelli che la contiene benissimo. Esce anche dal campo, entra Ilenia Moro, ed è anche il suo primo ingresso in Serie A per la classe 2009. Il pallone in avanti per Colucci, non riesce a tenerlo giù, allora riparte ancora il Falconara con Cortés, ancora Cortés, Pepe la tiene lì, vorrebbe mettere in moto Moro ma viene ignorata. Pallone in avanti, non filtra per Colucci, ancora ottima la retroguardia di Isa Pereira. Riparte Ferrara, il movimento di Cortés, cambia la marcatura sulla 21, il pallone è per Cortés. Isa Pereira, stop di destro, Ferrara avanza, ecco la servita alla numero 21, rientra, trova, poi Praticò, Barca 2 volte, poi Ferrara, ancora Barca, e poi prova ad uscire la Lazio con Colucci. 2 minuti al termine, non filtra, pallone sotto le gambe, Ferrara, qui Colucci stende l'avversario, calcio di punizione per il Falconara. Fallo l'ha subito Cortés. Cortés sul pallone, Isa Pereira parte da lontano, è l'ultima del Falconara. Lì davanti poi c'è Praticò e sulla destra a toccare la linea del fallo laterale Ferrara. Vediamo che cosa farà Cortés. Va dentro Isa Pereira, Cortés libera Ferrara, vorrebbe il mancino, ancora pallone appoggiato verso Cortés. Praticò, Isa Pereira, Praticò, va ancora a prendere Barca, riesce però a giocare a muro la numero 5, ancora Praticò, prova ad andare sulla fascia destra, neanche ve lo dico più chi ha preso il pallone, ovviamente Cecilia Barca. Impeccabile veramente questi 18 minuti e 30 di questo primo tempo. Buono il pallone per Colucci, altro fallo della numero 3 su Isa Pereira, ed è anche il quinto della Lazio. Dovrà stare attenta ora la squadra di Daniele Chilelli, soprattutto Carola Colucci, perché di 5 falli 3 li ha fatti lei. Un po' nervosa qui il pivot della Lazio, infatti esce, entra Pantano, nessun ammonito delle calciatrici in campo, soltanto Daniele Chilelli dalla panchina. Qui Isa Pereira chiude il triangolo con Praticò che si lamenta con l'arbitro su una presunta trattenuta del capitano della Lazio. 1:20 al termine. Pepe, Barca in avanti a cercare Pantano. Isa Pereira fa oscillare un pallone non del tutto semplice verso Sestari. Qui buon lavoro di Moro su Praticò,
alla fine la Lazio guadagna la rimessa laterale. Barca, Moro, 2 tocchi e si va da Siclari. Pantano difende benissimo il pallone, Siclari, poi Barca voleva chiudere il triangolo con Siclari, pallone che comunque è andato addosso a una calciatrice del Falconara. La Lazio che guadagna metri quando siamo giunti all'ultimo giro di orologio. Siclari, Moro, deviazione, alla fine esce Balardin, Isa Pereira, Ferrara, Isa Pereira sbaglia il Falconara, poi Ferrara va a riprendersi il pallone, Cortés, tunnel e poi Siclari a chiudere. Ingresso molto positivo quello di Ilenia Moro, anche con discreta tranquillità sta giocando i suoi primi minuti di questa Serie A. Intanto Ferrara ha calciato il suo secondo pallone altissimo. Pepe, Siclari, Barca mette il pallone fuori, si è affidata di giocare a muro verso la numero 5 Siclari. Isa Pereira, Elpidio, c'è Siclari a contenerla, Isa Pereira, Ferrara la va a prendere Barca, duello tra capitani. Ferrara punta ancora Barca, Ferrara, pallone sporcato ancora da Barca. 19 secondi al termine, Isa Pereira sul pallone, Ferrara a muro, Isa Pereira riesce a passare, ancora Isa Pereira, tunnel, poi Balardin, Pepe ancora Balardin, 10 secondi al termine, Barca qui ancora a chiudere, 8 secondi alla fine del primo tempo. Ferrara, palo, si salva la Lazio, gran mancino del capitano del Falconara, palo interno, battuta Pepe, il pallone per fortuna delle biancocelesti non è carambolato sulla schiena del portiere Pepe. 5 secondi al termine, Moro in avanti per Pantano, prova ad arrivarci, 2 secondi, 1 secondo, finisce qui un bellissimo primo tempo tra Lazio e Falconara. Il punteggio è di 1-1, ha segnato Pantano per i padroni di casa, pareggiato poi 2 minuti dopo Balardin, il suo 8º gol in stagione. Noi ci fermiamo per qualche minuto e poi dritti per il secondo tempo di Lazio o Casa Falconara.
Amici del futsal, bentornati qui al Palatorrino. Sta per iniziare il secondo tempo tra Lazio e Falconara, punteggio sull'1-1. Passata per prima la Lazio con il gol di Pantano, una splendida azione iniziata da Conticelli, continuata da Valentina Siglari e poi conclusa da Irene Pantano. 2 minuti dopo poi è arrivato il pareggio firmato Balardin. Il Chilelli che ricomincia con Pepe, Siglari, Barca, Colucci e Conticelli. Domenichetti invece con Sestari in porta, Elpidio, Isa Pereira, Balardin e Cortés. È riniziata dunque Lazio Falconara, qui subito ad opporsi Elpidio sul lancio in profondità di Valentina Siglari. Lazio che si aggiudica il primo out di questo secondo tempo. Siglari scodella sul secondo palo, chiude ancora una monumentale fin qui Isa Pereira. Monumentale lei per il Falconara, monumentale Cecilia Barca per la Lazio. Tocco verso Conticelli, poi Barca addosso a Balardin. Terza rimessa per la Lazio nel giro di 15 secondi. Conticelli, Siglari in profondità, imprecisa su Colucci. Si lamenta Isa Pereira per un presunto fallo di Carola Colucci. Cortés, Elpidio ancora verso la numero 14, ovvero Cortés. Suola in profondità, ancora Colucci a fare il primo fallo. E giallo per Carola Colucci. È il quarto fallo del pivot di Chilelli. Qui si prende il cartellino dopo 35 secondi, la prima ammonita per quanto riguarda le calciatrici in campo, seconda invece in casa Lazio dopo il tecnico Daniele Chilelli. Punizione per il Falconara, c'è Isa Pereira sul punto di battuta, fischia l'arbitro. La gioca corta verso Cortés, in avanti per Balardin, prova a superare Barca e non ci riesce. Alla fine porta a casa una buona rimessa laterale. Balardin, movimento di Isa Pereira, non premiato, pallaccia sinceramente questa della numero 7 Balardin. Una via di mezzo tra Elpidio e Isa Pereira. Barca, Conticelli in avanti, non trova Colucci, palla allora che si spegne sul fondo. Sestari, Isa Pereira, Cortés entra verso il centro del campo, scambia con Balardin, ancora Cortés verso Isa Pereira, ancora la 14, filtra pallone in mezzo alle gambe di Siglari e poi il destro di Elpidio trova l'opposizione di Marianna Pepe. Rimessa per il Falconara, Elpidio con i piedi, scambia ancora con Isa Pereira, il pallone è per lei, chiude Colucci, corner per il Falconara. Ne ha battuti 9 il primo tempo la squadra di Giulia Domenichetti. Il primo di questa ripresa, Cortés di suola, sbaglia qui il Falconara, dunque rimessa per la Lazio. Barca lascia la battuta a Siglari, profonda, qui irregolarità della Lazio. Allora ci sarà la rimessa per il Falconara. Elpidio, dentro l'area soltanto Balardin, Isa Pereira, Cortés, esce Conticelli. Isa Pereira suola, ancora verso Cortés, suola anche lei, filtra il pallone, ancora Cortés, Siglari e poi addosso a Cortés, rischio di Valentina Siglari, il pallone non è uscito nell'ultima linea, è uscito invece in una zona rimessa laterale che è per la Lazio e non per il Falconara come credeva Balardin. Tanto è andato via il primo minuto e 40 di questo secondo tempo tra Lazio e Ocasa Falconara. Lancio in profondità di Conticelli, qui male
Isa Pereira nell'anticipo su Colucci. Rimessa quindi per la Lazio. Barca sistema il pallone a Conticelli, forte sul secondo palo Isa Pereira, poi Colucci a lottare, questa volta prova a vincere il rimpallo, l'ultimo tocco è il suo però. Dunque rimessa per il Falconara, Ballardin con calma, Elpidio, Cortés più viva in questo secondo tempo, qui però male nel tocco verso Isa Pereira. Siclari in avanti a cercare Pantano, splendida palla di Siclari, poi Pantano non la tocca Cortés, l'ultimo tocco dunque è di Pantano. Riparte il Falconara. Elpidio, Ballardin, 3 tocchi e siamo subito dall'altra parte. Qui tunnel su Conticelli, sbaglia Pantano. Elpidio tocca per Isa Pereira, si aggiusta il pallone, poi non si fida della conclusione. Ancora la 16, vediamo se prova ora. No, perché è schermata da Valentina Siclari. Muove ancora il pallone il Falconara con Cortés a duello con Conticelli. Cortés, Isa Pereira di prima dentro, Pantano prova ad uscire e poi l'ultimo tocco, vediamo un po' di chi è di Isa Pereira che si dispera, voleva la rimessa per la sua squadra. Qui buon lavoro di Rene Pantano. Allora Siclari sul secondo, troppo profondo il pallone verso Conticelli, che comunque ringrazia la numero 5 Sestari. Cortés, Elpidio, Isa Pereira. Cortés in avanti, Ballardin prova a chiudere l'1-2. Bravissima, d'esperienza Pantano su Cortés. Poi Siclari con la punta a cercare ancora Pantano fuori posizione. Chiede calma Irene Pantano alla sua compagna. Elpidio, Cortés, Isa Pereira circondata da 3 maglie nere, chiede più convinzione Chilelli. Qui è Elpidio, il pallone che passa, brava comunque in qualche modo Pepe a negare il secondo gol agli avversari. Secondo corner invece per il Falconara. Elpidio conta i rimbalzi del pallone, mette giù la sfera, rientra Elpidio sul fondo, prova ad incrociare la numero 11, ancora vicina al suo 21esimo gol in campionato. Riparte Cortés, esce Isa Pereira, torna in campo il capitano del Falconara, ovvero Ferrara. Ballardin in qualche modo per Elpidio, poi Cortés, brava ancora a servire la numero 11, sinistro deviato da Conticelli, altro giro dalla bandierina per le ragazze di Giulia Domenichetti. Andrà a battere Elpidio, che deve oltrepassare i cartelloni per andare a prendersi il pallone. Cioè Ballardin e Cortés al limite, fuori Ferrara, movimento 1-2, Elpidio, murata da Sara Conticelli, altra a fondo del Falconara. Ballardin, Barca questa volta a chiudere. Quarto corner per il Falconara. Cortés, Ballardin, Pepe, sta chiudendo la Lazio il Falconara, sbaglia però Cortés, la sporcatura di Siclari. Ferrara, Elpidio va con il destro e la mette sotto l'incrocio. 21esimo centro in campionato per Elpidio, è 1-2. Trova l'angolo vincente Elpidio, gran gol questo. Quando il tabellone luminoso segna 15:57, ora esce Elpidio, torna in campo Isa Pereira, torna in campo anche Serapiglia per Achilelli e Colucci. Il pallone in avanti, Sestari la chiama a gran voce, fa ripartire subito Cortés, sul secondo palo c'è Praticò, Barca 2 volte ad opporsi. Sesto corner questo secondo tempo del Falconara, anche il 15esimo di questa sera. Cortés, Praticò, 1-2 che non va a buon fine. Spesso ha usato questa tattica Giulia Domenichetti, giocata a muro
situazione di corner e poi pallone forte teso dentro l'area di rigore. Isa Pereira, Ferrara, sbaglia Ferrara, allora Serapiglia va a prendere il pallone, Barca conduce verso Pantano, rischia poi Pepe in avanti, male verso Colucci, rimessa per il Falconara. Isa Pereira, Ferrara, Cortés, qui in anticipo Barca su Praticò, rimessa che è comunque degli ospiti. Con calma Cortés, Isa Pereira, ancora la 14, Ferrara, muove il pallone ancora verso Cortés, Praticò, suola, la scarica subito ancora verso Cortés, Praticò, Isa Pereira, Cortés, pallone complicato quello della 16 ma ci arriva comunque Cortés, poi di tacco addossa a Serapiglia, altro out per il Falconara. Cortés vorrebbe movimento, alla fine lo trova in Ferrara, Ferrara non l'ha toccata nessuno, anzi sì, perché l'ultimo tocco, perché comunque il direttore di gara ha segnalato rimessa per il Falconara, palla all'indietro, Colucci scherma bene, forse nella situazione precedente l'aveva toccata Cecilia Barca. Cortés, Isa Pereira, muove il pallone da sinistra verso destra per Ferrara che va con il mancino, Barca che se il pallone sarebbe andato comunque fuori, poi libera Pantano. Sestari, Ferrara, Cortés, questo secondo tempo ha toccato un'infinità di palloni. Ferrara prova a proteggere su Barca, Ferrara 1-2, Praticò sul fondo, occasionissima questa per il Falconara. Pepe, Serapiglia, alza ancora un altro pallone Barca, vorrebbe maggior profondità di Colucci. Isa Pereira, Elpidio, ancora Isa Pereira, 1-2 tra 11 e 21, non una bellissima palla quella di Ferrara nel ritornare verso Elpidio. Qui torna in campo Vadalà al posto di Serapiglia, il suo secondo ingresso di questa sera. Pallone di Pantano è ancora per Colucci, ancora una volta però non servita in maniera ottimale il pivot di Chilelli. Balardin, Elpidio, Balardin supera il primo ostacolo, non il secondo, si chiama Irene Pantano, poi Isa Pereira, velenosa dalla lunga distanza, al suo destro termina di poco fuori. 13:36 sul cronometro, esce Colucci, rientra Valentina Siclari. Pallone per Pantano, di testa Isa Pereira. Chiama lo schema Barca. Pantano va a posizionarsi sul secondo palo. Barca la tocca per Siclari, poi Pantano, Siclari addossa Balardin. Questa poteva essere una ghiottissima chance per la Lazio. Schema riuscito benissimo dalle ragazze di Chilelli, non bene come questo tocco di Cecilia Barca verso Irene Pantano. Allora rimessa dal fondo per il Falconara. Isa Pereira, Elpidio, Balardin, scambia ancora la squadra di Domenichetti. Elpidio non prova l'affondo, prova la via centrale, poi Isa Pereira, Balardin, ancora Isa Pereira e ancora Elpidio, Balardin, 1-2, Elpidio col pallonetto, palo! Secondo legno colpito dall'Ocasa Falconara. Altro brivido per la Lazio. 1-2 andato a buon fine, quello tra Elpidio e Balardin.
Pallone che è uscito in rimessa laterale con Barca che andrà a battere l'out. Altro errore qui su rimessa laterale della Lazio. Si spiega il direttore di gara con il capitano biancoceleste. Allora il Falconara che torna a premere lì davanti. Isa Pereira va col mancino, non la tocca nessuno. Rimessa dunque per la Lazio. Vadalà sul punto ribattuta. All'indietro verso Siclari, ancora Vadalà. Conticelli non riesce a raggiungere il pallone, ancora perfetta Isa Pereira. Prova il largo. Arpionata in maniera irregolare da Vadalà. Rimessa allora per il Falconara con Balardin. Elpidio. Non serve ancora la numero 7. Prova a fare di testa propria. Ma qui Siclari ristrappa via il pallone. Contenuta in maniera non del tutto regolare da Praticò. Siclari si ricombatte il Falconara. 12-15 al termine. Barca va a lunga Conticelli. Non viene premiata dalla numero 6. Allora Pepe sul pressing di Praticò. L'ultimo tocco dovrebbe essere quello della numero 5. Non c'è il fallo della Falconara. Tutto regolare allora per il direttore di gara. Palla che si spegne comunque sul fondo. Andrà Pepe con i piedi. Potrebbe entrare Raponi quanto riguarda la fila di Chilelli. Siclari, Barca, 2 tocchi in avanti, alla fine il pallone giunge sui piedi di Siclari, qui la gira male, va da là. Rimessa per il Falconara con Balardin. Cortés, Isa Pereira, Balardin, stop e Cortés ancora. Balardin, Isa Pereira. Infinito possesso palla del Falconara, qui Isa Pereira, un tiro cross, si spegne sul fondo. Esce Vadalà ed entra Raponi, primo ingresso questa sera per la numero 11. In male con le mani Marianna Pepe. Rimessa ancora per il Falconara. Il solito giro palla con Ferrara, Balardin e Elpidio. Uscita intanto Isa Pereira. Cortés, Balardin, ancora Cortés. 2-1 per il Falconara e 2 falli commessi dalla Lazio contro gli 0 degli ospiti. Barca, Raponi, sterza, Siclari, passa in mezzo a 2, Siclari, arpionata da Ferrara e qui si è fatta anche male il capitano di Domenichetti sportivamente. Allora Conticelli mette il pallone fuori, ancora a terra Ferrara. Costruito bene comunque l'azione, la Lazio con Barca, Raponi e Siclari. Si era intrufolata benissimo in mezzo a 2 maglie bianche. Poi con il destro è stata murata proprio da Ferrara, che ora la potete vedere, sta lì a terra, che è abbastanza dolorante. Non so se si rialza. Sì, si rialza, quindi tutto ok. E insomma, qui comunque viene portata fuori dallo staff medico e dal portiere Sestari. Fatta male alla caviglia sinistra, mi sembra di capire. Slaccia lo scarpino in modo tale che il medico possa vedere al meglio le condizioni. Qui il Falconara riconsegna il pallone alla Lazio. Quando siamo quasi giunti al giro di boa di questo secondo tempo. Lazio 1, Falconara 2. Conticelli in avanti, sportellata di Isa Pereira su Raponi, che ora si abbassa verso il cerchio del centrocampo. Qui completamente sola Cortés, è dimenticata la Barca. Per sua fortuna non riesce ad indirizzare il pallone alle spalle di Marianna Pepe. Elpidio suola e va sul secondo palo, glielo impedisce però Sara Conticelli. 10:37 al termine. Elpidio, Balardin,
Passa il pallone per Isa Pereira. Bravissima Marianna Pepe. Il pallone è passato in una zona impossibile. Isa Pereira poi velocissima in 2 tocchi ad indirizzarlo in porta. Elpidio va con il mancino, ancora brava Sara Conticelli. Il 7° corner di questa ripresa per l'Ocasa Falconara. Ballardin, Cortés, Ballardin, Pepe e poi Siglari a liberare. Raponi prova a vincere il duello, che lo vince ma non il secondo su Ballardin. Buon lavoro comunque la numero 11, che ora va a combattere in zona offensiva. Qui sbaglia Siglari, alla fine Pepe ci arriva, non ci arriva Raponi. Rimessa allora per Sestari. Esce Elpidio, entra in campo Gaspari per la prima volta questa sera. 2 gol per la numero 19. Cortés a prendere la barca, non si prende però la rimessa laterale, che dunque di Cortés. A fare il pivot Gaspari. Ballardin sbaglia, Ballardin riparte allora Raponi, imprecisa sul tocco verso Conticelli. Isa Pereira, la Lazio che si ricompatta dietro a Quadrato. Ballardin va con il destro, abbondantemente fuori. 9:36 al termine, ritmi che si sono rallentati questi ultimi minuti. Abbiamo assistito un ottimo primo tempo, molto tattico, anche ad alto ritmo, alcuni spicchi di gara, anche continui ribaltamenti di fronte. Ballardin vorrebbe alzare il pressing, Chilelli qui intanto sbaglia Gaspari sul pressing di Cecilia Barca. E Siglari, Conticelli in avanti, non trova ancora Colucci, servita male qui Colucci. C'è Flavia Caiello a raccogliere le ultime indicazioni di Daniele Chilelli. Vedremo se entrerà la classe 2010. In caso entrasse sarà il suo primo ingresso in campo con le grandi per Flavia Caiello. Siglari in avanti per Conticelli, difende bene il pallone, poi nulla può sul raddoppio di marcatura di Isa Pereira. Ancora Colucci, secondo giallo di Carola Colucci, e allora cartellino rosso e dunque Lazio in 4 per 2 minuti. Altra ottima uscita, palla al piede di Isa Pereira. Dunque non entra Flavia Caiello, si compatta dietro Daniele Chilelli con Pantano, Barca e Siglari. Allora il Falconara che può approfittare della superiorità numerica per andare sul doppio vantaggio. Isa Pereira, Cortés, adesso sarà lunghissimo possesso degli ospiti con Isa Pereira. Cortés, esce Barca, brava ancora Cecilia Barca. 8:35 al termine, 3 falli a 0 per la Lazio. Qui Isa Pereira, il pallone che sbatte sulla spalla di Ballardin ed è 3-1 per il Falconara. Doppietta per Ballardin, 9 gol in campionato per la numero 7. Ha fatto comunque tutto Isa Pereira. Non so se il pallone sarebbe finito dentro, secondo me sì. Fatto sta che comunque Ballardin ha tolto ogni dubbio, e allora la Lazio che torna in parità numerica e fa entrare Daniele Chilelli. Flavia Caiello, classe 2010, esordio in Serie A per la numero 20. 8:19 sul tabellone luminoso. Caso di vittoria il Falconara andrebbe a +5 sul Pescara. Ovviamente il Pescara dovrà giocare domenica
alle ore 16 in trasferta contro il Verona. Tanto qui brava Caiello a prendere il pallone, lo gira anche per Siglari, si prende gli applausi nella panchina, il suo primo pallone giocato con aggressività in questa Serie A. Elpidio, Cortés, Elpidio, Isa Pereira, Elpidio suola, poi trova Cortés, anzi trova Cecilia Barca, riparte la Lazio con Caiello all'indietro. Barca di prima per Pantano, era una buona intenzione del capitano della Lazio. Pantano però non ha capito, allora Elpidio, Cortés, esce Siglari, Cortés in avanti, Sapereira allunga il gambone ma sbaglia, riparte la Lazio, Siglari, Barca, ancora Barca, non c'è fallo. Allora Sestari, Isa Pereira, Elpidio, 6:55 al termine, Balardin sul corpo di Cecilia Barca. Tanto ha segnato qui, ottimo il pallone per Caiello, lo mette giù. Balardin torna a ringhiare sull'avversario, riceve Elpidio, ha segnato ancora una volta contro la Lazio, aveva segnato anche nella gara di andata. Lei è Ferrara in quell'occasione sul pareggio di Iochisalo, oggi assente. Siglari all'indietro per Caiello che tiene basso il pallone, ma c'è ancora Isa Pereira, riparte il Falconara con Pratico sul fondo, ripartirà benissimo l'Ocasa Falconara, esce Cecilia Barca, rientra in campo Ilenia Moro, però qui tocca il pallone verso Pantano, pallone che non giunge a destinazione. Giocando con 2 under 19 questo spezzone di gara, Daniele Chilelli. Siglari in avanti a cercare Pantano, ancora perfetta Isa Pereira, Siglari va a terra sul contatto con Praticò, non c'è fallo, allora Caiello in avanti, non trova Pantano, palla che si spegne sulle mani di Sestari. Isa Pereira, Balardin attaccata da Moro, Elpidio gira palla all'Ocasa Falconara, 6 minuti al termine. Elpidio sbaglia, Elpidio riparte allora la Lazio con Siglari, neutralizzarla da 2 maglie bianche. Allora Praticò fino in fondo, Praticò, Pepe brava a contenerla Irene Pantano. Siglari fa correre Moro, tocca di prima per Pantano, chiude ancora una volta Isa Pereira, sta mettendo in moto Ilenia Moro, qui lascia la battuta verso Caiello, forte sul secondo palo, un'altra chance la 2010, l'ultimo tocco è della numero 20. Allora rimessa per il Falconara, time out chiamato da Giulia Domenichetti. Buon ingresso comunque per Flavia Caiello e Ilenia Moro, con personalità, soprattutto Flavia Caiello. Ilenia Moro che è entrata anche nel primo tempo in maniera tranquilla, ha giocato un paio di palloni, li ha azzeccati tutti. La qualità c'è comunque sia per Moro che per Caiello, ovviamente alla loro primissima apparizione, un campo così prestigioso ci sta che entrino in punta di piedi. Qui c'è Chilelli che sta guardando proprio Flavia Caiello. Secondo fischio del cronometrista, allora si riprenderà questo Lazio Falconara, punteggio sul 3-1 per la formazione ospite. Doppietta di Balardin, il gol di Elpidio a ribaltare il momentaneo 1-0 targato Irene Pantano.
Isa Pereira, Balardin, Cortés, giro palla nella zona difensiva del Falconara. Isa Pereira scodella il pallone in avanti, alla fine l'ultimo tocco è di Ilenia Moro. Riparte allora il Falconara con calma, con Balardin, Cortés, 23esimo gol subito dalla difesa del Falconara. Qui Moro intanto prova a servire Caiello, c'è la chiusura di Balardin. La Lazio che comunque sia nella gara di andata che in quella di ritorno in campionato è riuscita a penetrare la difesa del Falconara, la migliore di tutto il campionato. Qui Moro forte sulle mani però di Sestari, che ora va velocissima da Cortés, enorme il recupero di Valentina Siglari, che poi non riesce a confezionare e a costruire. 4:40 al termine, Balardin con calma verso Cortés, Isa Pereira, Balardin, Cortés ancora verso Isa Pereira, passaggio un po' corto che comunque ci arriva la numero 16, ora scambia con Balardin, è solo Gaspari lì davanti, ora viene incontro, vorrebbe giocare anche lei perché stanno giocando soltanto Isa Pereira, Cortés e Balardin. Eccolo il pallone per Gaspari, pallone un po' troppo lungo, esce Isa Pereira, torna in campo Elpidio, esce Pantano e Caiello, rientrano Vadalà e Serapiglia. Dunque Moro con le mani, poi Siglari in avanti con il petto, Balardin ad addomesticare il pallone. Gaspari non va in avanti, allora torna indietro in zona Cortés. Gaspari con qualche difficoltà alla fine riesce comunque a girare il pallone verso il Pidio. Cortés, Gaspari glielo strappa via Siglari, poi Serapiglia non del tutto attentissima. Cortés, Balardin, ora sembra che il Falconara giochi con il cronometro, qui sbaglia Gaspari e segna Valentina Siglari, è 3-2. C'è ancora una speranza per la Lazio, 17 gol in campionato per Valentina Siglari, che approfitta della sbavatura dell'avversario per colpire per la 17esima volta. Siglari che dunque raggiunge Vanessa Pereira per quanto riguarda il conto dei gol. 3:25 al termine, Falconara è in vantaggio, è ancora in vantaggio, ma questa volta di una sola rete. Qui si apre un varco per Isa Pereira, Isa Pereira col pallonetto sul fondo. Tanto è entrata Elisa Farinelli al posto di Marianna Pepe. Altro pallone perso, Farinelli lo rimette in campo. Moro in avanti, non trova Serapiglia. Il Cortés fa oscillare il pallone sulle mani di Sestari, profonda Sestari, ottima la chiusura di Moro. Farinelli, Vadalà, un po' di spazio alla 26, il tocco verso Serapiglia, prova a difendere il pallone, non riesce però, e allora riparte Praticò, deviazione di Conticelli, sarà corner per il Falconara. Tutte le calciatrici di Chilelli in campo sono tutte del nuovo millennio. Qui prova Isa Pereira e il suo mancino giunge a destinazione, torna sulla doppia lunghezza di vantaggio lo Casa Falconara. Questa volta il gol è tutto suo di Isa Pereira, fa 13 in campionato, raggiunta Ferrara, quota 13 gol, sbaglia Conticelli, esce Isa Pereira, torna in campo Balardin.
Elpidio, Balardin, Cortés, Sestari, scodella il pallone in avanti per Pratikov, vada là, chiude per entrare, sta per rientrare in campo Raponi e Pantano. Pantano eccola al posto di Moro. Raponi deve attendere ancora qualche istante. Elpidio, Cortés, Balardin, Elpidio, 2:15 al termine. Cortés ancora, Balardin, ancora la numero 7 di tacco per Cortés. È un pallone complicato, infatti, irraggiungibile per Cortés. Chiama lo schema Chileli dalla panchina. Il pallone intanto che si perde fuori dal campo. Pantano, c'è Serapiglia sul secondo palo. Conticelli, doppia deviazione. Pantano, due volte, alla fine si salva il Falconara. L'ultimo tocco è di Rene Pantano. Rimessa per l'Ocasa Falconara. Balardin, Cortés, Elpidio, Cortés, un tocco in avanti verso Balardin, non riesce a far passare il pallone oltre le gambe di Serapiglia. Qui esce intanto Vadalà, torna dunque Raponi, Serapiglia, numero di Serapiglia poi non trova Raponi, c'è la chiusura puntuale di Balardin. Buon gioco di gambe, di prestigio nella numero 10 Serapiglia. 1 minuto e 34 al termine di questo Lazio Falconara. Conticelli, forte sul secondo palo, poi Raponi da terra, non riesce a concretizzare. Riparte Sestari, Elpidio, Balardin, Pratico, chiude Pantano, Elpidio, Balardin, Cortés, ancora la numero 11, trova un varco per Pratico, Serapiglia prima di Cortés e poi prova ad uscire dalla zona rossa e alla fine ci riesce in qualche modo perché la rimessa è sua. Esce Serapiglia, torna in campo Flavia Caiello. Conticelli all'arrembaggio verso Raponi, prova a lottare su questo pallone, ne esce indenne la numero 11. Poi Conticelli, Pantano fa carambolare il pallone addosso a Elpidio. Conticelli, profonda da Raponi, la mette giù con l'esterno, Raponi poi prova a far filtrare il pallone tra le mani di Sestari. 47 secondi al termine. Cortés prende la via centrale, poi sbaglia Elpidio, stanca la numero 11, Conticelli, gioca di suola, Conticelli va col mancino, Sestari. Pratico, Elpidio, Cortés, Balardin, ancora Balardin, Elpidio, 20 secondi al termine, prova ad alzare il baricentro la Lazio, applausi comunque per le calciatrici in campo. Scambiano la posizione Pantano e Caiello. Gioco che può riprendere una Conticelli sul punto di battuta, profonda da Raponi, pallaccia questa di Sara Conticelli. 16 secondi al termine dunque, Ocasa Falconara vicinissima alla 16ª vittoria in campionato. Qui prova ad andare lunga Elpidio, cartellino giallo per Conticelli che ha fermato l'avanzata della numero 11 Elpidio. Ammonita dunque Sara Conticelli dopo Daniele Chilelli e dopo anche Colucci. Lei ne ha prese 2 di ammonizioni, infatti. Sarà espulsa qui Cortés, Balardin, c'è il destro, Farinelli con le mani. 2 secondi al termine. Cortés sul punto di battuta, vediamo se affonda ancora il Falconara.
scodella il pallone per Praticò, suona la sirena, finisce qui, vince la squadra di Giulia Domenichetti, che centra la sua 16ª vittoria in campionato, sale a quota 51 in classifica, più 5 dal Pescara, che ovviamente dovrà giocare domenica contro il Verona. La Lazio che rimane dunque 7ª in campionato ed è anche la 7ª sconfitta delle ragazze di Chilelli in questa stagione. Sta per terminare anche la nostra diretta e allora una buona serata da Matteo Bonacorsi.